Che sarà? Avevo in mente di fare uno spettacolo su Sanremo, ma non il solito spettacolo di Sanremo. Quindi ho pensato alle canzoni non vincenti, perché sono le canzoni che forse hanno avuto più successo nella storia della musica. E quindi sono partito con questa idea. E poi piano piano studiando da internet le varie canzoni, mi sono stampato tutto quanto e poi ho chiesto alla Simona, disse, bella idea, facciamola. Abbiamo scelto le canzoni che vanno dal 1951, quando è nato Sanremo, fino al 2017. Le canzoni poi le hanno scelte i cantanti, perché ce n'erano tante. Sono 12 canzoni. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando e baciandomi non ci lasceremo mai. Tutto l'incasso di questa serata sarà devoluta all'Abeo, che poi dopo il signor Corghi, Vanni Corghi, salirà sul palco e vi spiegherà cos'è l'Abeo e qual è il progetto a cui daremo il contributo. Male pure li ho graditi, son rose rosse, parlano d'amor. Il sindaco è una sorpresa perché si è offerta lei di voler cantare, ha fatto anche la scuola un pochino e dopo abbiamo scelto la Simona, lei ha una scuola di musica e quindi abbiamo scelto tra i suoi cantanti. Io poi conoscevo l'Ivonne di San Benedetto che è bravissima, poi la Valentina di Quistello della Croce Bianca e così abbiamo riunito tutti assieme tutti questi cantanti e speriamo che la serata sia molto piacevole. Gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù bambino. Oramai ci siamo. Nel senso che settimana prossima metteremo la prima pietra a Pieve di Coriano e il nostro progetto ha inizio. Diciamo che per me oramai questo progetto è superato in un certo senso perché è già in essere, è già attivo, quindi abbiamo già tutti i preventivi per quanto riguarda le aziende, abbiamo già almeno il 70-80% dei finanziamenti per poterlo realizzare, quindi è un'area di circa 300 metri quadri su 2 piani dove ci sarà veramente un sacco di spazi per le nostre ragazze e i nostri ragazzi con questo problema del disturbo alimentare. E poi cosa posso dire? Posso dire che sinceramente sono orgoglioso, contento di quello che stiamo facendo, quindi insomma oltretutto vedi che ogni 3x2 c'è un evento fatto appositamente per noi, per raccogliere fondi e per poter sostenere questi costi che sono circa 620-630 mila euro. Ne abbiamo già lì pronti per le spese che abbiamo già da adesso, circa 420.
quindi ci mancano 200.000 euro che però con questo territorio speriamo di riuscire a recuperare ed avere per poter portare a termine quest'opera che sarà finita, io dico per Natale, tutti mi dicono di no, ma almeno per Pasqua sicuramente ci sarà. Maledetta primavera, che fredda c'era, maledetta come me. Si chiama Abiovolo, Abiovolo perché si pensa proprio di pensare che i nostri ragazzi e ragazze possono prendere il volo e uscire da questa malattia che dopo il Covid è tremenda, perché ci sono dei bambini anche da 8 anni che hanno questo problema. E di questi spazi ce ne sono pochissimi, ma pochissimi in Italia, non pochissimi a Mantova. Quindi è veramente indispensabile. Felice di stare